Questa sera inaugura la Zanini Art l'esposizione Not Everything You See Is Real dell'artista Abva. È un giovanissimo artista di Sassuolo, quindi di un territorio non troppo distante dalla nostra galleria, ed è, posso dire, il più giovane artista tra quelli esposti nel nostro spazio. Per la Galleria Zanini è molto importante avere un lavoro di ricerca degli artisti presenti che spazia dall'antico al contemporaneo, con dei panorami però molto strutturati. Andrea Bellei è un ragazzo del 95, quindi giovanissimo, che però ha già alle sue spalle un percorso in Honduras, un percorso di ricerca a Buenos Aires, delle esperienze a Miami, quindi possiamo dire che è un ragazzo molto giovane che si è approcciato alla street art e da questa poi ne ha fatto tesoro per comporre le sue opere, e che attualmente riesce a trasmettere attraverso il colore, attraverso la sua gestualità, delle opere d'arte incredibili. L'esposizione resterà aperta nei nostri spazi fino al 2 di giugno, ma il prossimo weekend, quindi il secondo weekend di maggio, dall'11 al 13, sarà anche nello spazio della Zanini Arte alla Fiera Montichiari. Il cambiamento avviene nei quadri in ogni momento, è ovvio che c'è una linea guida. E invece in quello che sono le esperienze di una persona, questo sappiamo che ognuno di noi ogni giorno vive delle esperienze diverse che caratterizzano e rendono unico quello che è il nostro percorso. Ho iniziato a dipingere all'età di circa 16 anni, mi sono appassionato a quello che era il mondo dei graffiti, quindi della street art. In particolare utilizzavo gli strumenti, quindi le bombolette spray che vengono utilizzate per creare i graffiti. Poi però ho deciso di spostarmi, di muovermi su quelli che sono supporti come le tele, ma in realtà anche supporti di altro tipo. Al momento la mia ricerca si basa su una creazione principalmente astratta, dove però si riscontrano anche aspetti collegati al mondo reale. Farò una performance che consisterà proprio nel creare in modo frammentario dei soggetti che una volta uniti avranno un senso di insieme, perché questo si basa un po', questo lo ritroviamo nelle mie opere. Spesso ci sono alcuni elementi che in modo frammentario sono a volte anche quasi superflui e nell'insieme invece creano o gli si riesce a attribuire un significato nell'insieme. Abbiamo cercato di creare una mostra che in primis sia un'esperienza. Infatti non c'è un filo conduttore che guida il percorso d'osservazione all'interno di questa mostra. Questa cosa è voluta proprio per creare un'esperienza straniante, un'esperienza che porti il fruitore a cercare autonomamente un proprio filo conduttore che lo guidi all'interno delle forme e all'interno delle forti colorazioni che l'artista pone in essere.